Artline Occhialeria. Dal 1994 il vero artigianato italiano. Quando il Made in Italy è vero Made in Italy. Una giovane coppia goriziana, 22enne lui, 23enne lei, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato nelle prime ore dello scorso 19 gennaio. I due sono stati notati da una volante della questura goriziana impegnata nei servizi di controllo del territorio finalizzati anche al contrasto dell'immigrazione clandestina, mentre a bordo di un'utilitaria rientravano, procedendo molto lentamente a fari spenti, dalla Slovenia attraverso l'ex valico pedonale del Rafut. L'autovettura è stata fermata per identificare gli occupanti. L'identità del giovane alla guida del veicolo, già noto alle forze dell'ordine, ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo negli uffici della caserma Massarelli. Personale della sezione antidroga della mobile ha in seguito scoperto all'interno del veicolo un vano completamente nascosto alla vista, ricavato nello spazio sottostante il bracciolo centrale ed accessibile esclusivamente azionando un ingegnoso sistema idraulico di sollevamento e comando elettromagnetico. In pratica, dopo aver inserito la chiave d'accensione, azionato il pulsante di sbrinamento del lunotto posteriore e spostato un magnete nell'alloggiamento portabicchieri, l'intero bracciolo ha cominciato a sollevarsi, svelando un vano nel quale erano alloggiate 4 buste di nylon termosaldato contenenti 2,5 kg di marijuana e una busta di nylon con 60 grammi di cocaina. Alcune pastiglie di deodorante erano state opportunamente sistemate per coprire gli eventuali odori comunque ben contenuti all'interno delle buste. Sono tuttora in corso specifiche indagini coordinate dalla locale Procura della Repubblica per risalire ai contatti dei due arrestati e ricostruire probabili viaggi da loro effettuati in precedenza per trasportare in Italia sostanze stupefacenti. Madre e figlio caduti nelle maglie della giustizia per coltivazione di cannabis, vietata per legge. A scoprire l'orto non autorizzato sono stati i carabinieri della compagnia di Udine, coadiuvati dai colleghi della stazione di Codroipo dopo serrate indagini. Una mamma, all'apparenza tranquilla e incensurata, operava segretamente tra le mura domestiche, assieme al figlio di 23 anni, studente, tentando di guadagnare qualche euro coltivando piantine di cannabis. Negli ultimi giorni, quel profumo non del mosto selvatico, provenire dal terrazzo di casa, un'abitazione ubicata nel capoluogo del Medio Friuli, ha attirato curiosità e sospetti da parte di terzi, che hanno allertato le forze dell'ordine. Nel blitz effettuato dai militari dell'Arma, la scoperta. 4 piantine in stato avanzato di fioritura, poste tutte sotto sequestro. Per mamma e figlio denuncia a piede libero e a... Ancora Bad Boys in azione a Trieste. Dopo gli ultimi fatti di cronaca con protagonisti in negativo adolescenti, nella serata di ieri un uomo di 58 anni, fermo alla fermata dell'autobus, è stato aggredito all'improvviso dalla baby gang con calci e pugni. All'origine nessun motivo valido, sempre che ce ne sia stato uno. La vittima è finita a terra, la violenza non si è placata su di lui. L'uomo ha perso i sensi e solo grazie al pronto intervento di un passante, che ha subito allertato i soccorsi, si è salvato da morte certa. Nel frattempo una pattuglia di servizio della Volante ha rintracciato i 4 autori del vile e selvaggio atto teppistico. Portati in questura, dopo le pratiche di rito, sono stati rimessi in libertà e denunciati a piede libero. Il fiume Tagliamento, uno dei pochissimi in Europa rimasto nel suo stato naturale, candidato UNESCO, e il Museo Vivente dell'Acqua Ledra Tagliamento, definito riserva della biosfera, sono 2 motivazioni che hanno valso il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana una menzione speciale del Club UNESCO nell'ambito del concorso La fabbrica nel paesaggio, patrocinato dal Parlamento Europeo. Alla consegna del riconoscimento, venuta nella sede del Consorzio Udine, erano presenti, oltre al vertice dell'ente, la presidente del Club UNESCO di Udine, Renata Capria Daronco, che ha sostenuto e presentato la candidatura del Consorzio, l'architetto Roberto Pirzio Biroli, socio del Club UNESCO,
e delegato tra l'altro per i borghi rurali, la componente Laura Zanelli, presidente dell'Associazione Giulietta Romeo di Udine. La cerimonia di premiazione si sarebbe dovuta tenere in autunno in presenza a Foligno, club organizzatore dell'evento, poi a dicembre nel Salone del Parlamento Udine, in occasione della 20ª edizione della manifestazione Udine Città della Pace, ma la situazione di allerta sanitaria non ha reso possibile nessuna di queste soluzioni. Il concorso era rivolto ad operatori sia pubblici che privati. La commissione era composta da professori universitari, specialisti nella materia, rappresentanti di istituzioni pubbliche nazionali e del Parlamento europeo. Artline Occhialeria, dal 1994 il vero artigianato italiano, quando il Made in Italy è vero Made in Italy.